Abbiamo mister De Gerone al commento della partita. Non è facile con una sconfitta del genere, però diciamo che il Roller non era partito male questa sera. Qualcosa è successo dopo i primi minuti, forse riuscirai tu a dirci cosa, avendo il polso della partita in mano, insomma. Sì, buonasera a tutti intanto. Sono d'accordo, i primi 3-4 minuti sembrava una partita che pendesse un po' dalla nostra parte, al contrario dell'andata dove secondo me erano partiti loro, era partito Breganze più forte. Poi un gol un po' fortuito ci ha tagliato le gambe, ha messo la partita dalla loro parte, noi al contrario loro abbiamo le nostre colpe perché non siamo riusciti a concretizzare là davanti, un po' per sfortuna anche in fase difensiva perché c'è stato più di un gol un po' fortuito o un errore grossolano nostro, e un po' anche complimenti a Tagliapietra perché contro di noi si trasforma sempre, ha fatto 2 prestazioni contro di noi veramente incredibili e tanto di cappello anche per lui. Sì, no, questa volta Beppe ha messo il famosa lastra di plessigas dietro, però posso dire che anche con il Tiene ha fatto una prestazione notevole, aiutato anche dalla squadra, perché la difesa conta tantissimo. Effettivamente, come hai detto, se per caso il portiere prende un gol che inavvertitamente un po' così, forse può dare quel disturbo che ha cambiato un po' la gara. L'avevate preparata? Vi eravate? Penso che fosse da venire qua per vincere perché ormai certo. Sono 3 partite finali, quindi... Esatto, io non voglio dare responsabilità a Cristian in porta perché stasera è vero, magari qualche gol è stato il primo a scusarsi in spogliatoio, poteva evitarlo, però è anche vero che ci ha tenuto in piedi per gran parte delle partite da qua finora, quindi non niente da recriminare a Cristian. Infatti. Noi eravamo preparati alla partita, sapevamo che comunque venivamo nella squadra della più favorita di tutte perché hanno una squadra piena di esperienza, però chiaramente eravamo qua venuti a vincere, siamo in ballo anche noi, ci crediamo ancora e quindi ovviamente si era venuti qua per far punti e per provare a rubare un posto, a riconfermare il primo posto in classifica. Esatto. Voglio rimarcare una cosa che è successa quando è caduto Posito a terra. Pelva, che è più esperto di tutti, si è fermato, quindi una dimostrazione di fair play estrema, quindi bisogna rimarcarlo questo e togliersi il cappello perché Hockey Roller Bassano, in una difficoltà che era anche sotto, perdere l'occasione di avere un uomo in più, e quindi va dato onore a questa azione che ha messo in atto Pelva. Adesso rimangono ultime 2 partite, come pensate di affrontarle? Cioè, al di là del fatto che bisogna vincere, però c'è il Tiene adesso sabato prossimo e poi avete l'ultima in casa col Valdagno. Qual è la determinazione, la voglia che mettete in atto? Non vi lasciate andare, spero. No, assolutamente. Esatto. Abbiamo già parlato, ci siamo già parlati di spogliatoio adesso a fine partita. Oggi c'è da mettere un punto e domani riprendiamo a lavorare. Sabato abbiamo un'altra finale in un altro campo difficile contro un'altra squadra difficile, però partiamo dal risultato positivo ampio dell'andata. Fatalità era andata come all'andata, ha perso col Breganze e ci ha fatto tirare fuori qualcosa di più per la partita col Tiene. Chissà che si ripeta questo andazzo e che andiamo a Tiene a fare una buona partita e portare a casa gli ultimi 3 punti fondamentali prima comunque di Valdagno in casa, che comunque è una partita da giocare perché stanno sempre crescendo di più anche i ragazzi. Esatto. Ringrazio mister De Gerone, in bocca al lupo per le prossime gare. Treppi, grazie mille.